E siamo in apertura della 22esima puntata stagionale. Ospite della trasmissione, e non è una novità, Giacomo Cao, il quale nell'ultimo mese ha avuto la virtuosità di realizzare una serie di eventi di grandissimo richiamo. Ricordiamo la festa per il quinquennale e poi la scorsa settimana l'arrivo della ministra della difesa Trenta, il simpaticissimo e gentilissimo Presidente del Consiglio della Repubblica di Malta, più tutti coloro che hanno partecipato al progetto BAT. Che nasce da una collaborazione tra un socio del distretto aerospaziale della Sardegna, GEM Elettronica, una società italiana che peraltro proprio in relazione al progetto BAT ha chiesto di afferire, di essere inserita nella compagine societaria del distretto, e poi come non citare naturalmente in questa compagine il colosso Airbus. È un progetto che nasce da delle intuizioni assolutamente rilevanti di questa compagine, come dicevo prima, di carattere internazionale, ed è un progetto che ha visto, diciamo, degli interlocutori nel suo momento di lancio decisamente di grande prestigio, di grande livello, che ci hanno inorgoglito naturalmente non poco. Uno di questi è appunto il primo ministro della Repubblica maltese, che ha voluto suggellare con la sua presenza l'importanza che la Repubblica di Malta, ma lo abbiamo ascoltato tutti, non sono evidentemente parole mie, ha voluto dare a questa prima iniziativa, o questa che possa essere considerata come una prima pietra rispetto a tutta una serie di iniziative che tra i due paesi possono essere portate avanti. E poi naturalmente il ministro Trenta, che, mi fa piacere sottolinearlo, rappresentava il governo del paese. Quindi direi un bel risultato, e spero che ci possano essere. Allora, professor Cao, ci rivediamo insieme. L'intervista realizzata con il primo ministro Muscat, e quel giorno stava per risolversi il caso Sea-Watch, l'ennesimo problema che riguarda la migrazione, e ne abbiamo approfittato per chiacchierare con lui anche di questo grande problema fra Italia e Malta. È un progetto molto emblematico che raccoglie insieme una compagnia basata a Malta con interessi italiani, che sta facendo ricerca e sviluppo per un'impresa simbolo europea che è l'Airbus, che lo fa qui in Sardegna. Allora ci sono tutti gli elementi intraesolani da due isole del Mediterraneo, l'elemento europeo, l'elemento di ricerca e sviluppo. Per noi è molto emblematico, perché questo è il tipo di collaborazione che noi promuoviamo sempre. Penso che aiuterà a approfondire gli scambi tra Malta e anche la Sardegna, anche dopo il nostro investimento che abbiamo fatto con la nostra linea aerea per avere i voli tra Cagliari e Malta. Penso che è di buon auspicio per il futuro. Ma guardi, noi non ci poniamo molti limiti. L'infrastruttura della nostra economia è molto nota, dai servizi finanziari ai servizi turistici, alla manifattura di alto livello, ai farmaci, ma conosciamo e vogliamo conoscere meglio la Sardegna con i nostri investitori per vedere le opportunità che ci stanno qua. Non vediamo che è una questione di one-way traffic, una questione dove il traffico va a senso unico, ma possiamo beneficiare tutti e due, e siamo anche vogliosi di vedere l'interesse in Malta da intraprenditori, da giovani qua in Sardegna per venire a lavorare da noi, dove il nostro maggior problema per il momento è la mancanza di abbastanza gente per lavorare. Allora c'è un invito ai giovani sardi specialmente
di usufruire di questi contatti con Malta per venire da noi. Troveranno un ambiente, penso io, molto accogliente, dove possono trovare lavoro, dove possono integrarsi nella nostra società e non essere tanto lontano da casa. Ministro, è veramente singolare questa grande amicizia con la Sardegna e i grandi problemi invece con la nazione italiana per quel che riguarda le migrazioni. Ma noi non pensiamo di avere grandi problemi, ci sono delle questioni con alcuni esponenti del governo, ma alla fin fine Malta e l'Italia restano partner. Noi né l'Italia penso che ci possiamo muovere da dove siamo geograficamente, allora dobbiamo sopportarci in qualche frangente storico, ma alla fin fine c'è più di quello che ci unisce, di quello che ci può far fraintendere. Lasciamo Muscat e rivolgiamo la nostra attenzione al giorno successivo. Voi siete andati a Perdas de Vogu, Salto di Quirra, che è uno dei gioielli che riguardano il rapporto fra Ministero della Difesa e Distretto Aerospaziale della Sardegna. Intanto ancora una volta io credo si debba sottolineare il fatto che il Distretto Aerospaziale della Sardegna si rende disponibile ad incontrare coloro che diciamo, stanno sui territori a tutti i livelli, dalla città di Cagliari ad altre città della Sardegna, cittadine della Sardegna, perché è un obiettivo del distretto quello di far recepire in modo assolutamente ampio e doveroso di particolari quale è la strategia del distretto stesso in relazione ovviamente all'aerospazio. E quindi il distretto ha voluto accogliere l'invito fatto da un sindacato che opera nel comparto difesa. A me non era mai capitato di presentare il progetto di fronte a tanti uomini con le stellette, ma l'ho fatto evidentemente con molto piacere, e la location che è stata individuata come ideale per avere una numerosità ampia di partecipanti a quel settore è stato appunto il poligono interforze del Salto di Quirra. Poligono che, come molto correttamente si diceva prima, è veramente un gioiello tecnologico che tra i gioielli tecnologici che il Ministero della Difesa... Uno è Salto di Quirra, l'altro? E l'altro è l'aeroporto di Decimomannu, naturalmente. Tra i gioielli tecnologici, certamente questo di rilevanza estrema, è proprio appunto quell'infrastruttura o una di quelle infrastrutture in particolare che si ritiene si possa utilizzare appunto per le attività che il distretto intende porre in essere insieme ai suoi soci nel settore dell'aerospazio in Sardegna a scopi civili. Ascoltiamo Lello Perra che in quell'occasione, quel giorno, rappresentava il sindacato. Noi siamo convinti che il sindacato debba puntare a informare, coinvolgere anche i cittadini che sono fuori dalle basi. Siamo consapevoli dell'importanza delle basi militari, ma soprattutto quelle proiettate anche verso il futuro. Diciamo, ci piace pensare che questo progetto possa avere un buon fine, perché sicuramente è un progetto che potrebbe portare lavoro, potrebbe portare la formazione di eccellenza e tanti giovani che aspirano al lavoro potrebbe, come dire, spianare la strada per un futuro un pochino più ottimistico. E il sindacato, volendo informare e aiutare a saperne di più per superare i pregiudizi che si sono fatti in passato verso le basi e capire che le basi portano sviluppo e portano anche valore aggiunto alla collettività, oggi è l'occasione per chiarire vari aspetti e capire dove ci porterà questo progetto, decisamente interessante. Professor Cao, siamo alle battute finali e ho visto che vi siete attivati anche per un altro discorso che riguarda i giovani che sono interessati a diventare piloti di droni. Sì, insieme ad una realtà societaria Insignia SRL, che è una società di formazione accreditata dalla Regione Sardegna,
Abbiamo anche recentemente, in occasione del Sardinia Job Day organizzato qualche giorno fa proprio qui a Cagliari, abbiamo rappresentato questo progetto che punta a riconoscere patenti di pilotaggio di droni a giovani che possano poi utilizzare questo tipo di titolo per tutta una serie di applicazioni legate al mondo appunto dei velivoli senza pilota. Uno dei prospetti più interessanti per quel che riguarda questo tipo di discorso è quello dei droni legati all'agricoltura. L'agricoltura di precisione è certamente un settore che tira in tutto il mondo e ci auguriamo che possa diventare anche un perno in Sardegna, vista la grande, diciamo così, attività che comunque si porta avanti nel settore agricolo. Sì, i droni vengono utilizzati in agricoltura di precisione, così si definisce questa applicazione, per esempio per evitare che l'agricoltore, diciamo così, spanda sostanze che possono in qualche modo avere qualche problema e creare qualche problema. Individua le zone siccitose? Individua in alcuni casi le zone siccitose, ma addirittura consente proprio di tenere sotto controllo ampie distese e poi consentendo appunto di intervenire dove è necessario, quindi con un dispendio ovviamente decisamente inferiore di risorse umane, ma con lo sfruttamento di una tecnologia assolutamente d'avanguardia. Il bello di Parola Bassardo è che col passare del tempo incontra dei personaggi, dei protagonisti della nostra economia, ma anche del mondo dell'innovazione, che ti raccontano che dovranno succedere delle cose. Io ricordo che a questo proposito, in una mia trasmissione, un suo collega universitario, professore, docente università, l'ingegner Gianni Fenu, mi parlava della possibilità in agricoltura di avere questo tipo di possibilità di migliorare la qualità del lavoro utilizzando i droni. Ripeto, i droni oggi davvero costituiscono, parlare di futuro è ormai obsoleto perché è il presente evidentemente. Io recentissimamente ho avuto la fortuna di vedere un drone che opera all'interno di una struttura di protezione che consente a questo drone di accedere in cunicoli evidentemente senza come dire, mettere a repentaglio il suo volo e il suo movimento, quindi le ali rotanti non urtano le pareti perché sono protette da questa gabbia sostanzialmente, e questa è un'applicazione estremamente importante nel settore industriale dove attraverso il drone, attraverso tutti i sensori che sono montati su queste apparecchiature volanti, esiste la possibilità di andare a monitorare tubazioni in posizioni assolutamente impossibili da raggiungere se non a costi incredibili da qualunque uomo operatore e soprattutto di andare a rivelare in un colpo solo tutta una serie di, ripeto, informazioni utilissime alla manutenzione della tubazione, all'individuazione di potenziali criticità laddove un fluido con particolari caratteristiche aggressive possa percorrere la tubazione stessa. Insomma, delle applicazioni che ormai sono davvero sotto gli occhi di tutti e insomma, siamo orgogliosi che alcune di queste, come appunto quella di cui si è parlato nell'ambito del progetto BAT, possa trovare riscontro da uno dei soci del distretto e da una realtà di partnership così prestigiosa che siamo riusciti a mettere insieme. Un'ultimissima curiosità. Tutto questo lavoro che c'è stato da parte del distretto aerospaziale nell'ultimo mese, non è che è proiettato, è quasi un messaggio a chi il 24 febbraio diventerà governatore della Sardegna e alla sua squadra, come dire, il distretto è questo, il biglietto da visita è importante, noi siamo capaci, lo dite sempre, di moltiplicare 1 per 5.
Non è certamente l'azione posta in essere in questi ultimi mesi, poco più di un mese. È un fatto casuale. È un fatto assolutamente casuale. Le cose si avverano nei momenti in cui si sono realmente avverate, quindi non siamo andati a costruire un percorso volto a trasmettere messaggi di questo tipo, ma certamente i messaggi li trasmettiamo e li abbiamo trasmessi in tempi non sospetti. Abbiamo rappresentato il fatto che l'aerospazio nel mondo è un comparto che vola. Crediamo e riteniamo che la Sardegna possa giocare un ruolo estremamente importante in questo settore. Ripeto le parole della ministra Trenta l'altro giorno a Cagliari: l'aerospazio in Sardegna è un punto di riferimento dell'aerospazio nazionale. Io credo che non sia vero per tutti i comparti che operano in Sardegna, e quindi ovviamente anche con questo, diciamo così, appoggio governativo, che non è di oggi ma è del governo precedente e di altri naturalmente che si sono succeduti in questi 5 anni in cui il distretto ha operato, evidentemente diciamo e cogliamo l'occasione, e ringraziamo per poterlo fare naturalmente, di poter dire e di ribadire che appunto il distretto è un fortissimo attrattore di economia positiva in Sardegna, di avanguardia in Sardegna. E quindi auspichiamo che le risorse messe a disposizione finora possano essere significativamente incrementate, perché se vale la regola del 5, io credo che potremo fare davvero e potremo dare davvero alla Sardegna un volano di sviluppo a cui forse 5 anni fa nessuno credeva. Allora, professor Cao, io la ringrazio davvero. E mandiamo in chiusura di questo spazio l'intervista con l'assessore alla programmazione e vicepresidente della giunta che ha fatto gli onori di casa quando avete presentato il progetto BAT insieme al presidente Pigliaru, e subito dopo, nel blocco prossimo, andremo a Villacidro a visitare quella che oggi è la seconda impresa come fatturato della Sardegna. Via con l'intervista a Raffaele Pacciula. Ci sono stati eventi importanti nella scorsa settimana. Uno riguardava l'arrivo della ministra della difesa, del primo ministro di Malta per un grande progetto del distretto aerospaziale. È un progetto importante di rilevatori satellitari realizzato con una società maltese, ecco quindi la presenza del primo ministro, 2 società italiane del distretto aerospaziale e il colosso internazionale Airbus. È un progetto importante di oltre 8 milioni di euro che la regione cofinanzia con 1 milione e che serve appunto per fare questa ricerca per superare i GPS sopra gli aerei. Un grande tecnologia che, se, come ci auguriamo, avrà successo, potrà portare anche all'apertura di impianti di produzione di questi sistemi qui in Sardegna. È la strada maestra che abbiamo cercato di seguire sin dall'inizio. La Sardegna deve diventare il luogo in cui si fa ricerca, in cui si fa tecnologia, in cui si offrono opportunità di lavoro ai nostri giovani in questi nuovi settori.